Modas, sas bogues de esos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados da esos cantadores e dai Bustiano Pilosu. Chiara Cocco, silanesa, è professoressa di letteratura italiana e storia in Sipsia de Nugoro. In Silanus si occupa di cultura e poesia sarda, sa grande passione sua. Chiara ha connotto sa poesia sarda in domo e si sta appassionata sighinne garas organizzadas in Silanus. In s'universitade ad affinato sos studios e sa connoschenzia des arte des improvvisazione. S'arresonu cun Bustianu è dedicato a contare salbideas e sa si spera de Chiara a supa de sa poesia cantada e de commente pensata de fagher intrare sa poesia sarda finza sa intre scola in sa lezione suasa. Iscultate vos como s'arresonata de Bustianu Pilosu con Chiara Cocco. Chiara Cocco, tu sei professoressa di letteratura italiana e storia, e Sipsia, e Nugoro, o cammus es entrata de ruolo. Chiara, quantos annos tenes? 31, cumpridos. 31 anni, non si dimanda da sapere, ma in questa occasione lo voglio dimandare per un motivo, no? Che commente si andranno a bizzare la gente che da seguire tutto questa registrazione che stiamo facendo ida per ida, delle femmine da intervistare, sono pagas con non avere quasi nulla. E a volte si pensa da che magari è una cosa che al femmina di una certa età si occupa, pocusso già si deve che sia giovane, ma è giusto a fare comprendere che una giovane a suo tempo di oggi si interessa da questa cultura nostra sarda e soprattutto la passione tua è la poesia. E questa questione del femmina, tu è sul fatto che teniamo spaga al femmina che si occupano o di tenore o di poesia, che cantano poi o a tenore in poesia praticamente non bindata. Commente la idea tue? Tanto è scomodo che non binda femmina o che binda paga o che non la conosciamo, non dico chi non cantano a tenore, forse se non dischimmo uno proprio, manco de innanti. A poesia innanti bivini, come insomma stessi parecchi in sul mondo della femmina si è perduto un poco. Forse sca bene di vita da fora, da parte della femmina, scommente una cosa riservata a suo uomini. Che hanno sempre visto che su buono forse spuro di chi è quest'arte la pratica iada fino a in parco che dai cui che poi l'arte si conosce più di tutto su buono sono uomini solo insomma tantos anni fa che va stato due femmine però è un mondo maschile, forse se è gusto chi proprio non la praticano. Ascolta, ti queria precontare questo, no? Tu di questa poesia tende a essere occupata dai pizzina, ai tedate, com'è il fatto tu a t'accurziare, vedo che salnende che sal femmina si intende in un pago bogata a fuori da questo mondo, invece tu com'è il fatto a ti accurziare? Tanto, devo narrare la verità, forse su una fortuna manna è stata a nascere e a crescere in Silanos. La poesia è una cosa sempre connota. Devo narrare che in domo andavo sempre rinteso fino a dai mamma, ma fino a dai nonna, dai sorelle, dai nonna e tutto, che mi hanno sempre contato che sa mamma in soro, quindi bisogna mia risultata, a doppiare a sinaraia di silanese, ponia mutos o ponia da appare versos in poesia. Sai ha fatto sa cantone quando si che vi morto suo marito, non ha mai cantato in parco, però in tre domo cantaia, quindi andavo sempre rinteso. Poi, quando sono cresciuta, che sono andata all'università, a parte che essendo piccina, in vita la po' sempre connota a gara a Sant'Ularetto, non è mai mancata su 9 di agosto. Poi, sono nascita e cresciuta in una saida di Masala e di Mura, capitaia di andare fino a fuori con babbo e mamma quando vio minore e quando noi si narimesi che mi mirtesi là ormai da gente sai de Masala, sai de Mura, quindi sa poesia in vita
si è sempre connota e ha sempre tenuto considero. Quando poi sono cresciuta, che sono andata a studiare all'università, devo narrare le lezioni di un professore che si narra di non manca, mi hanno proprio fatto appassionare più puro a sas artes de Sardegna in generale, su cantatenore, la letteratura e fino a poesia, quindi la letteratura ma orale. E tanto ho deciso di scrivere la tesi di laurea, quindi di studiare bene quest'arte, di ir fino a queste cose più tecniche, a queste cose che magari non li damos meda importo quando seguimos una gara, quando ascoltamos insomma sos poetas che cantano, però l'ho studiata fino a tecnicamente, ecco. Per denarre fino a che in vita lasciamo scomodi, insomma, con la questione della pandemia non abbiamo azumare intrigados a festas, però fino a quando l'arfaghimisi, in vita fino in occasione commente a festa Santa Sarbana, in Foraida, a festa Santo Bortolo, gente meda, proprio appassionados e poetas dilettantes mai picados a parco, cantano, in vita canta, si vanno in pari, si basta carchidazzino in pruso e diventano poetas e cantano, quindi è una cosa che devo sempre visto, sempre connoto proprio dai pizzin. Tenzo un fradile che canta e come carchi carichetta la fa in parco puro, l'ho sempre visto dai pizzin cantando, nel momento che quando si è laureato su frate, che è una dei anni prima su vi picciocco, a sa laurea cantai a sa sottata a su frate, proprio a bolo. Quindi è una cosa che devo sempre connoto. Però non vas provare a cantare. Ti narro la verità, merbeda sa gana che a forza di studiare, di scurtare, che è una cosa poi che mi piace meda, bappo provato, non è che non beppa provato, che è bello proprio, è un mistero questa cosa di chi so, canta in gaia a bolo, insomma, a questo momento chi pensano, cantano su chi pensano, è una cosa, è un mistero proprio. E tanto mi è capitato di mi dimandare proprio a sa sola, ma come a fare che questo? Se devi provare, ma non mi sono mai risultata. Qualche cosa magari la può stappare a postir de bai proprio pensato, ma così te penso nulla di particolare, giusto che hai proprio può provare, può passione, ecco. Ascolta, commente l'Albides, che di questa gara noi siamo in sa domo della poesia cantata, no? Ed è una domo de ammentos su brusu, vada pubblicazione, registrazione, materiale del suo passato che nos ammentano a vinta su un periodo glorioso di questa gara di poesia, quando bivini os poetas che come sono diventato il mitos o posso sardos, fai dammo de zio Rimundo Viras, che besti in me fotografias, o de zio Beppe Zuzzu, senza questionare poi dei sossilanesos che hanno fatto questa storia di questa gara da su dopoguerra, della seconda guerra, a pagos annos in cui vinzas zio Francisco Mura è morto praticamente cantando. E marito ha cantato fino a poco tempo innanzi il desicandare che vi malaido, si che sta andando a cantare e hanno fatto questa storia della poesia sarda cantata pari a curdos pulmanos che hanno cominciato prima, tutto dalla fine della guerra a ingui. E noi esattamente a questo periodo che è bello e che ha dato che forza a questa poesia cantata e improvvisata in Sardegna. Però vi manca da zigo di Brusu la poesia de oie. Noi più commenti innanti, in parte, secondo me, a parre mio, in parte è scambiata la vita. A me e tio Mariello, a tio Francisco, Namos che non l'ha conosciuto, quasi che è morto che tenevano annos, non l'ha conosciuto, non l'ha mai questionato, ha questionato con suo vizio, ma non con esso. Però a tio Mariello, grazie a Dio, e quando Sarbortas che l'ha intervistato e insomma, l'inario, gli domanda io a mi contare come te vedi innanti, e su minaria che a tempo de dando, quando andiamo a Suzzilleri, bindai a fino a bindi che cantaiano.
Tottu gente che non fi mai picata su barco, si ponian cue pari se cantaian, tant'è vero che uno zilleri de Idda, in su tu marunzu, uno zilleri che non besprusca, con questo mine che è morto da ora, nacchi aian posto fino all'impianto di amplificazione. Volor fa che cantare, che la gente accudia che non paria vero, fide un modo fino a sposuzzillerarzo de a lanzare vinar de bruso. Come non spiurgai, sa passione adesso chi istravio binda medas e innanti fin pro spagos e cussu viduno de sos pagos quando non si tribagliaia mancare si sia da suzzilleri in companzia e si cantaia come bada tantas altre cose che si poden fare e forse se spogussu di appena se perdido però penso fino a schisia che tenimos paghi in conto a mantenere fino a sa limba e tutto. Non si può pretendere che sorzovano, a canaglia dei gommo, si può apponere a provare a fare poesia, si binda a meta chi a zico non comprende manco su sardo, non lo questionano, non lo comprendono. Se non si comincia da esa limba, se non si conosca esa limba, non si può pretendere che si conosca da su chi nasce con questa limba, che non lo comprendono. E non l'apprezzano pure, quindi forse c'è poco gusto, penso. Certo, però Salgara c'ha bisogno e da poeta suo lo sconosco, il poeta de oie basa regionato, e ti idea dal fatto di essa gara de oie. Tanto sus poetas de hoy io los conosco, le conosco fino a sus prospizzinos che bisogno, los conosco todos, a Giuseppe Porcu, a Satteru Porcu, Diego de su Montiferro, a Alessandro, fradile meu che scomenzande, ma fino a Dionigi Bitti, a Torresene, se sono parizzo, se deste, insomma, una bella generazione pure. Penso che prima di tutto si impegnano in meta proprio, che sono bravos, e sono buoni a fare belle gare. Ma da volta penso pure che forse non vengano apprezzati quanto meritano, in suo senso che è vero che sono comincianti, quindi non si può paragonare a Sospetta Armando, Ordedando, a Raimondo Pira, a Tio Marieddu, però io credo che tutto è cominciato e poi mano a mano si è increscito e si è diventato sormannos che nos aumentamos. Tocca dare ai gustos giovanos pure la possibilità di cantare e di crescere, ma proprio per suonare incentivando questa cosa. A volte a me mi dispiace quando non intendo che noi non state in soro, no, non sono sos poetas de dando, non bighere nissos, non andiamo manco bene, che sono giovani, sono piccini, sono comincianti e dobbiamo essere contenti che bisogna e dobbiamo alimentare questa cosa, che se no si morire. Io ho notato, no? Che me da gente tiene questo disprezzo, ma più che altro che soldi su passato, me dal de gusto che criticano pure. Non lo sanno manco inteso mai, o belle che mai, sono poeti al manno che mentovano, no? E Don Zigara, che era paragonata che su tempo suo, non si può paragonare che su passato si canta di una maniera, poi su modo di pensare, di questa gente cambia e cambia tutto, e cambia su modo di vincere che si sottava dei suoi poeti di oggi. Però mi pare che gente che mantiene un tema 40 minuti su un'ora, come a questo giovane che almeno vado, e chi lo mantiene in qualità. In qualità, a me mi pare che su Galnato sia giusto, cioè che bicchiere quasi dello sappozzare, ecco, in questa cosa che sono facendo. Baddenarre fino a che legandomi a su Galnato 2, baddenarre che innanti è normale che scommentare spantera dei bruso su sa sottata che spanteran dei bruso a gente, ma la Bahia fino a un livello proprio di analfabetismo che a porta al fit totale in su buono della gente, come la gente si istruita, si informa, si innanti una cosa poteva di spantare che paria che non li schia niuno pezzi su poeta, su preso barco, come non spurgai, però tocca di apprezzare fino al sarte in sé, è un sforzo non indifferente,
a cantare in parco davanti a gente, ma fa che su chi vagane, improvvisare e cantare su medesimo momento e narrare cosa chi siano, insomma, a narrare qualche cosa che danza con grabbo, no a zoroddos. Ascolta, innanzi siamo arrivati che in Torredede, no, di questa questione. Torredede pensata che bigerfada appare solo che, per esempio, questa tommo della poesia cantata non sia pezzi un luogo di ammentoso, ma che sia una cosa via e non abboia sos poetas bonos e malos, Sì. imparaditto il namus e sos che sono già poetas, poi si confrontare in modo che sia uno dei logos della cultura della poesia sarda. Tu pensi che si può fare che questo? Sì, penso che si possa fare. Deo, non che non so tanto convinta che nominare di fare scuolas di poesia, che bollapponato a porta a mia appassionata come sono, mi è capitato di una rivista che però Deo abbiesi bisogno buona. È inutile, se non ti nascede non vi la fare, non è una cosa che vi la sa fare, però sul fatto che loro orgogli possano essere proprio, vi possa dare una fruizione attiva, una gente che viene, viene, non solo socialmente, ormai è chi s'arte sì, chi non è morta, chi besta ancora, potete essere sì, un incentivo a fare in modo proprio che chi non si che morza, fino a sposorzovano, deo ti ha proprio cercare sa scuola, caso primo passo è della fare conoscere s'arte. Una volta che poi la conoscono e tanto si che possono appassionare, quindi poeta, buono sono mezzano schisiana, non è nulla un imparaditto, insomma, non è nulla. Però chi ammustrene, chi va también te cosa este, dei te questo museo, quando lui è in sa pratica, è un'altra cosa de leggere sul manifestos che bisogna piccato, bellissimo, utile, spogaritate, ma un conto è stati firmare a leggere cose del suo tempo scolato, un conto è a rapportare fino su chi leggese con su chi capita ancora, con sa pratica che basta ancora da improvvisare, ti ad appassionare a metà dei più, secondo me, pure sorzobanos. Beh, per me è un altro livello, non è vero che tu sei professoressa di italiano, di letteratura italiana, che va da un'altra grave, no? De leggere questo mondo di oggi. Chi oggi, metà della gente, si accurzia da sa poesia, per spago metà del suo passato, e lo fa che si scuola, e sa poesia è una pagina scritta. Sì. Appartiene a su mondo del sogros, non a su mondo del sasurigras. Non è sprussone, ma è mazzine scritta, parole che sono da parlare quando la legges. Sì. Ma sa poesia cantata, che beste scritti, no, che non appartiene a sa vista, No. ma appartiene a su mondo del sono, no? E poi la comprendere, forse sì, vada un passo più difficile, vada un'altra cosa più difficile, no, del suo passato. Cioè, finza si accurziamo il sospizzino, cioè sta a comprendere che è una forma di poesia che magari dentro l'ottava fatta teoricamente in stessa maniera, poi però sono ottava diverse. E sul valore vinza che leana è differente, no? Come t'hanno detto tu, a fine va in intro un mondo diverso, no? Contano una specie di altro mondo, no? Poi fa che scusto, forse bindagare da abboi, Sì, e vindagare da meta, però fino a proposito di scuola, che tu hai fatto di scuola, fino a scuola, ma non solo a battire sa gente a logos come te potete essere questo. Che è bello. Che è bello. Questo non è indubbiamente ergai. Però fino a creare noi che vi triballiamo in scuola, queste cose a intri in scuola. Che non è solo a fare conoscere su che è nascito fuori da Sardegna, bello, importantissimo, utile, però è bello fino a conoscere in cui siamo cresciuti, qual è la cultura nostra, la poesia abbiamo noi pure in Sardegna, commente, con quale forma, tante volte
si che passa mesi a questionare de Omero, Iliade, Odissea, che si fa che fino a epica in scuola. Ma mi la teniamo noi spuro, sa poi sempre improvvisata. Quanto costa a fare un rapporto, un paragone, a narrare mizzi, piccioccos. Omero ha fatto tanto, ma baidate, e no che gente che si è mezza da societos omericos. Funziona a go in Sardegna pure. E poi te non a organizzare, a creare due poetas a scuola che li sa mostrano i tischi in faghere. Casi no, pensa fino a questo spizzino che los poetas sono tutti mortos. Tutti gente morta, e sti scritti su libri sono tutti mortos, os poetas. Alle fa che vie proprio sa poesia in sa pratica, commente fino alle fa che sardimanda sa sos poetas e tutto, commente vaghe, ne malirnasche, usan qualche tecnica particolare, insomma lo stia ad appassionare me da secondo me. Vado un'altra regione, no? Che mie viene sempre racconta. Quando vede sul spizzino, ormai io vi ho collegato Sì. senza l'anno passato, e tanto ma poi che sul spizzino spesso questa cosa commenta cosa al dezzo, Sì. una parte del suo spizzino, una parte manna. La idea di commenta una cosa adesso il bezzo, ascoltare sa gara bisogna solo il bezzo, una cosa dezzo, a me non mi interessa. Non pensano che invece intanto che sono cantante non sono bezzo. Appunto. Poi chi tutto questo il bezzo che hanno cantato hanno imparato che vi pro spizzino de issos. Mariello tenia sei, tio Mariello Masa la tenia 6 anni. Che è stata a palco. Sì. E quindi hanno imparato ancora due. Sì, io sono improvvisaia lunaria da fi birgonzoso, si birgonzaia da però li viaghi a meta, dai vicino in nuda. Ecco, questo è il messaggio, in fondo, so che bisogna parlare il mio, no? Se senso di che attire, so spizzino sarebbe ragionare che questa cosa è lezzo solo a prima baidata, che noi baidammo su figura albezza, sa immagina del suo passato. Chi poi pensa anche sia dezzo, so che a me dar porta leggen son nome in su manifesto, ma non conoscono chi canta, che io stiano conoscere a Giuseppe Porcu. No, non tiano a rechier ma lui è iscritto su nome, ne se ne conoscere di avere a Giuseppe, mancare i dinde lunarana là. Questo sono picciocco, quindi ponde narrare uno, poi binadatteros. Poi, però, tu ormai si scuola un Betrivaglia, e altre scuole hanno notato che però una certa parte di cultura sarda cola, Sì. non cola da esi scuola. No, è vero, è vero. Ma dar porta ardeo mi capita proprio in classe di questionare quando finanza chi intro mancari e l'urbido con sa scuffia se sono scurtande carchi tenore o insomma carchi cosa che appartiene proprio a sa cultura nostra. Mi rendo conto che probabilmente sa base bieste a maggior ragione tocca proprio a noi all'irfagare a comprendere mizzi è una cosa importante, non è de paghi importo su chi si sta ascoltando, a baidate che si sta ascoltando qualche cosa de bundu, che a volte si sospensano fino a proprio in scuola in un mostri balliato noi. Chi si è cosa gai de paghi importo, si che zaccan sa scuffietta de sos auricolare, se si con uno de noreddu gai ascoltare, come con si scuola non bintra nuda, come bada italiano, gusta, intra, de fare sempre sa mattessi cosa, sa cascaviosa, ti ad essere un belli spunto, puro aller fare a comprendere proprio che su chi ascoltano issos e tutto, è cosa de importo umano. Chi è un'arte poetica e musicale. Infatti. E che invece è sviluppato una cultura poetica e certo. musicale e che forse si scuola di per fare le bruso. Sì, vedi a dare più attenzione per questa cosa, è vero. Da parte di tutto, probabilmente deve partire che magari io l'ho fatto
ma che tengo la passione, mi viene mille idee e quindi quando ho fatto la lezione di letteratura o fino a su biennio, insomma, quando facciamo il testo poetico, io l'ho fatto, abbiamo fatto epica con una classe che va potendo in su biennio del Prato Sardo e noi l'abbiamo trattata, la poesia improvvisata, di più organizzare tutta una cosa bellichedda può attire una varie poeta a scuola, poi è scoppiata la pandemia, abbiamo fatto tutto a distanza e non è sprovvistato su un modo. Però io l'ho fatto e l'ho fatto che sono appassionata, ma mancare, tenendo fino a una formazione adatta a livello universitario dei colleghi miei, lo tempo che fa che tutto. Ecco. Sì, almeno nel Rione. Beste tue, tal fatto una camminera dei studios che in qualche maniera ti ha asseverato due, che sei partita appassionata, poi il professore era interessato, come te non ha scontato, e sese quasi in ammus dessa spagas, chi si occupano in particolare di poesia, ma pensa di cultura sarda in genere, di poesia, no? Tu ti occupi di poesia orale, in ammus, su bruso, di poesia cantata. Però Atteras e Atteros si sono occupati di poesia scritta, di letteratura sarda, certo hanno fatto una bella stesi sopra autore sardos, però in scuola poi a ultimo paga cosa si muove. Poca cosa, a Dolumano mi capita di avere qualche libro di letteratura e non per manco grazie a Deledda, premio Nobel. La cultura sarda non è proprio manco molto vada, me dar portasa. Poco suonare, tocca a noi però a normale. Tocca a noi, sì. Se non muoviamo noi si muove qualche Questo cosa. noi lo dobbiamo narrare in questa occasione in Oghe, che questo che stiamo facendo sul Ministero italiano, magari fatto in sardo, che vista scusa è un messaggio che tiene sul valore sul fatto di fare questa intervista in sardo, che l'ascoltiamo fare in italiano pure, che noi esistiamo il fare dare vinzas italiano. Certo che però non è che tutelano le minoranze linguistiche, quindi noi No, ma noi siamo in regola, no, scusa, noi possiamo essere in regola, è sul fatto che noi in qualche maniera denunziamo una situazione in umbe e scomenta con conto che la mano destra non sa quello che fa la sinistra, no? Che noi nos occupiamo di un montone di cose che in passione, che in impegno, sul Ministero Buru, sa Regione Sardegna, tutto si brenana di questa cosa, c'è riconosciuto da UNESCO, su cantatenore, che poi è questo strumento che accompagna la poesia è cantatenore improvvisato. Non possono andare uno che ne sa. È una forma di su cantatenore, la poesia improvvisata, o viceversa, su cantatenore è una forma di poesia in musica. Però poi a sa fine non bisogna che lo spasso che bisogna non lo dobbiamo narrare perché no abbarra sempre che questa situazione è schizofrenica no? È come che teniamo su cervello partito in due sperras a un'ala beste si scola che in tutto su chi tiene valore e che deve subito deve imparare può andare a suo diploma a Saterala beste questa cultura nostra che a parola è importante, ma è la sostanza. È vero. Cioè, come questa impressione tua in intro di scuola, chi si occupa di questo? Il bidu bene, il bidu male, poter fare scambiare le cose? Tanto, devo narrare da su poco capito che suo pizzina non si insegnano da metà anni, però chi è l'apprezia questo fatto e chi di narra quando capita delle questionare se fa di questo bene giusto una bella cosa chi è non ti lunara proprio direttamente però due comprende che scommente chi si è pensando che per da tempo che due è per fare Foscolo, Manzoni, Leopardi, Dante, insomma Petrarca, Boccaccio, le cose canonica, seguendo questo schema sempre fisso di questa letteratura italiana e quindi pensa che per da tempo a me è proprio di non manca, non andrei sempre all'università
per una, chieste voi su titolo di un'opera, quindi io su faceva una citazione, per una letteratura degli italiani, no italiana, la letteratura ermeda, varia, e quindi vi poter giocare tranquillamente tu e professore di lettere, fare comunque letteratura. La differenza è che nessi, so spizzinnos che sin da scuola sardoso, ischini, conoscene sa terra e soro, che perden sa conoscenza della terra, della cultura, della lingua in soro, che perden s'identità. Noi schim più che sono. Un'altra questione, io sono curioso di scrivere su Barres tu, sopra sul fatto, come tu hai andato giustamente, beste, sa materia si narra letteratura italiana, no? Ed è per fare letteratura italiana bisogna obiettivi che sono legati alla letteratura italiana. Finché si scuola scambiata, namusu, meda gente si che guarda in dai segusu, Sì. e si che da fare la scuola antica, ma bisogna come namus scompetenza, non si trivaglia po' competenza e forse si può tenere scuda scompetenza, si può colare finza al dai susardo e si può colare finza al dai poesia di Peppino Mereu o dai poesia improvvisata pure può giumpere a tenere questa scompetenza. Non è che deve scolare a malagare in un programma, però ma la gente si che li dimenticano. Vero. Questo è un arreglio, però che è legato a questa materia che in tutto questo caso si narra letteratura italiana degli italiani, ma sempre l'Italia beste a su centro e sa limba namusu de tutto gusto è a imparare a cristianare in italiano, a scrivere in italiano, a ragionare in italiano come si tocca. Ma non può essere che vi sia di una materia in Sardegna in prus. Magari. Ti ha essere bello a fare non solo letteratura italiana e quindi è vero, letteratura italiana è in italiano e può imparare a comunicare bene in italiano. Finarsi voi naturalmente noi namos che l'Italia ha una storia particolare, un zone tenia su dialetto su in tutta la regione che ha seguito a questionare annos e annos finza a postir desunidade e quindi sa letteratura che è fiorita, è varia, eccetera, eccetera. Ti ad essere bello in Sardegna, poi te no, letteratura e cultura sarda, lingua, letteratura e cultura sarda. Ti ad essere una bella cosa, poi te no, non si scuola. Ma che stacca questo problema? Cioè, che ora questo problema? Sì, che ora questo vincolo. Questo vincolo che sono vinti scusa al de qualche professore, sì, professoressa, certo. ma che sono vinti in qualche maniera a zigo. Tu hai potuto imparare o sa legge che bestoie, vinza su chimbanta pochento come te limba veicolare, pote esponnere una parte de questi argomenti che riguardano la Sardegna, ma alcune cose che l'ha detto per fare. Sì, insomma, ti sono pagati per imparare l'italiano su spizzino, no? Infatti. E se investimento in tutta la Sardegna puoi imparare l'italiano, è il manno, Quando stai investendo in Stato italiano e tutto quanto puoi imparare l'italiano. Tu hai messo a tutte le professoresse che al mastras elementare, dalla scuola materna, fino all'università. Bindà dinari. È giusto, pure. Non è che è un danno, anzi è una ricchezza. Non è che è un danno a imparare l'italiano, la letteratura italiana, e non su usare due via, no, bicchiere in totale due, plus uno e mezzo però sesto. Uno non beste. Però uno non beste, su un malo escusso. No, io non so una dei cose che bisogna un cusso spuro un vago estremista che fanno solo cosa in sardo, della letteratura sarda, della cultura sarda, della storia della Sardegna e dai cui non besini. No, non è voi che appare in me tocca dei tribagliare. Però bicchiere questo puro, torniamo ai cudane, che se no, sa canaglia non le conosce de cosa. È vero che sa conoscenza parte sempre sull'umenarze d'uomo, quindi è vero, però quando che brinca sull'umenarze d'uomo, entra in una scuola, se tu hai domo due hanno fatto in sardo, come ti intrasa e che brinca sull'umenarze di scuola e ti cazzappa in intro di scuola, da in cui sardo che lo deve dimenticare. Ed è stato con di schizofrenia che viene, che poi alla fine è da in cui parti a parlare il mio questa schizofrenia di non resistere a ponere parisi due questioni che vari possono stare. Però vedi a chiedere
non tanto decolare la letteratura italiana a fare letteratura sarda, lasciare la letteratura italiana cosa che è. Sì, Che è il giusto che sia gai. È bellissimo questa letteratura italiana. Però, Leonardo, un investimento altrettanto forte Sì. e se non canto gusto, assumanco su peso di gusto. È vero. Sai da che parte il di gusto, sai mille parte il di gusto. Ma ne esce Allogheriamo sponne, scalchi cosa, posso usarlo, che parte da come hanno due adesso università, no? Sì, che se la gente non è formata a fare questo tipo di tribaglio in classe e non vi la fare dallo fare. Deve partire da questa formazione dei suoi insegnanti, giustamente. Però l'università di questa maniera, poco mo. No, Namoski in generale si intrigata. Fino a No, ma non vado un corso vero e proprio, cioè, che non essendo bisogno di trivaglio in corrispondenza, infatti. non questa figura professionale sul codice Ateco. Non questa sul codice Ateco con l'andare in brulla, però è la verità. Sì, questa professione giusta di questa cosa, tanto non veste sua formazione può arrivare a questa professione. Sì. E forse scusa questa rivoluzione culturale che a bella bello bidia Kerrel, no? Infatti, sì. Che partendo da gusto mancare qualche cosa sopra questa cultura nostra si può ottenere. Ti ha detto giusto che vivere ripeto, non dobbiamo mormo per noi, però non basta che non siamo noi che abbiamo ordinare dai puzzacca. Sì, questo è stuno, è una regione. Poi Bessattero, che è scusso che siamo per esempio la legge Batto 182 del su 99, una legge di Stato italiano, non una legge regionale, infatti. Una legge statale che lea e approva in Italia un ordinamento europeo che possa lingua di minoria che riconosca in Europa Susardu e l'Italia ha riconosciuto Susardu ufficialmente come lingua del Stato italiano. Sì. E questa è la seconda per fare data in Italia. Sì. Dopo dell'italiano, Susardu, come lingua riconosciuta. Però in corrispondenza, nessa in proporzione di questa importanza chi denede, poi non bisogna usare altre cose. Però la possibilità, per esempio, per il professore il best. Intanto deve fare scuola in sardo. Sì. Finché da su gimbanta pochento del suo tempo che dedica, si può imparare finché a cose di matematica, di scienze, eccetera, lo può fare in sardo. E questo già non sapere in meda. E poi la possibilità di aumentare se il fagende due, tambene sì, lei ha fatto in tutto. Però potete essere, insomma, un'idea. No, non so diversa da nessuno, non so. Lo vogliono fare tutto. Basta deluguere, disimpegnare, di ponere in moto i neuroni, se qualche cosa poi in deoca sapizzo. Vi deve pensare. Fino a quando non va che fantasia, se ti piace questo tribaglio che fa, che tu elischisi, qualche cosa pizzo di buono non decidi. Posso, questa questione del femmina, no? Sì. Tu hai dal fatto un'idea, prima non sono nato pagubruso manco come in testa la realtà, no? Ma questa cosa, diamo spot il fare scalchi cosa, può cambiare questa impressione che prima è nato una cosa d'ezzo, ma da usuale adesso al femmina è una cosa di maschero, come te non so se hai spiegato due prima, no? Tanto spizzina già. Insomma, si calcoliamo più spago. Diamo spot il fare qualche cosa, è davvero difficile. Forse sì, ti a rispondere che è sempre la stessa questione. Facendo li conosca sarte e non li che femmina che facciano tutta questa cosa bivini, magari tanto che sono tempo fin diverso, lo facciano intrebato un muro e bilischia da sui ghinato, massimo sui ghinato, che non può attere, che con il braccio aperto che la si intendiano fuori. Ma basta denarre fino a che la poesia parte da esa femmina, la poesia è da esa femmina, la sanninniasa, su buono, come mancare baccarchi babbo che canta la ninniasa, non disco, però sanninnia. Ma ninniasa imparata, la ninniasa imparata, ma prima, sì.
chi è boniata a pare versos, chi a doppia fino a Sannini a fin femmina, ma non può attire usomina tanto che vedi in foraida. De so spizzinno so in domo, fissa femmina che loro deve pesare. So canticos de sa morte fin de sar femminas, quindi sar femminas fin sas poeta. Sos poeta canticos de amore. E canticos de amore. Muttos. Ponian muttos, deo, fino a una sorre nonna, ponian muttos, e si los aumentano ancora, te nel 94 anni, sa mai. Quindi sì, sa poesia fin de sar femminas, prima di tutto. Basta de lunare, questo pure è una cosa ona che si scada. Capote fa che cambiare esa mentalità. Sì, questo come è importante che l'hanno finito al nato, che noi scrittiamo che la gente lischi tutto questo, che vivesse, no? Invece se bruta essa gente tutto questo non va pensato mai. No. So che hanno detto che la poesia in Sardegna nasce da esal femmina e chi esal femmina fini andiamo su tra sos poetas pruso importante de salbidas avvini quasi sempre il femmina. Il femmina, a me me l'hanno contato un anziano, fino a proposito di questa bisogna mia che canta iada, che sa gente accudia a sa canaglia, accudia da sa carrella quando l'intendia cantando, a sa carrella sua, all'ascoltare da evora. Questa femmina canta iada con tu gioco, intrebato un muro, non è cosa che canta ia può fare riscortare su cantico a sa gente che li scorta ia da evora. Tanto non dei dia pure che ha fatto una femmina zecca, quindi manco lo podia diventa soffria di glaucoma, quindi a mano è diventata zecca che non baiano bisogna scurare dei gom. Ma sa gente accudiata all'iscurtare, commenti che era da una su di poeta che abbia ghiata e commentavi sa bindai a medas, in bidda è tutto che bindai a medas, ne montovano medas. E questo che voi io ho notato che il medal dessa forma dessa poesia improvvisata, no? Che noi non l'abbiamo nato, ma fai da poesia locutoresa, Sì. ma in Sardegna schimo si badatta la forma di poesia sì. improvvisata, diversa dessa locutoresa, e chi su gruppo dessa volta cantano muttos e altre forma di poesia che non sono più neanche casillabo, ma che tiene sottonario, settenario, commente verso, e che bisogna questo retroga scuro, no? Sì. E tutto questo nasce sempre dai gudas cantate scarnato due, no? Dessa Sanninnias. Dessa Sanninnias, ma infatti questa cosa è importante ed è bella questa cosa pure. Non l'ha nato fino a Cirese, no? Quando ha fatto tutti i suoi studi su questa poesia. Chi in Sardegna sa bellezza vi chi fino a chi è vidi namoso tra virgolette ignorante in suo senso analfabeta fino a completo tenia sa competenza a fare un tipo di poesia che non fidi popolare in suo senso de cosa de vago conto e terra ma vi cosa di importo con dinamica con tecnica che s'accorzi a iana i gusar de sos poetas de barco quindi e tutto questo lo vaghiana su bonus al femmina in domo cantando a Ninnias o quando vai a morto cantando a Tittidos. E questa storia che era di chi... O fino si straviando su spizzinnos cantando a Duru Duru, a Dilliriana e Gai. Deo sa schisco e chi canto a fizzo meu sono tutto cosa intesa sempre dai femmina. Deo so nasce dai cresche da... E beh, quando hai cominciato questo arreglio oggi, tu hai dato finza dessa famiglia un pezzo di femmina. Eia, sì, io sono cresciuta con nonna, si può dire, sono nascita in mamma tribagliaia. Tu sei la passione per questa poesia, per questo ambiente culturale, questa produzione poetica, massimo poesia orale, che le ha soprattutto al femminas. Ecco, questo è un messaggio bello, poi s'attara al femminile di Sardegna, no? Attara spizzinnas, che a volte non si accurzano a questo mondo e che invece è un mondo che noi adesso siamo, anzi, che al femmina si deve tornare a impossessare come vi prima e che bacca le dave spuro. No è che non l'arbidimmo sono un bisogno al femmina, magari non picano a parco e innanti pure non è che picano a parco, ma che questa condizione femminile poi vi fino a diversa dai gommo, bisogno e bivini, meda, è solo che magari non si bidiano. Anda bene,
in musino che gusta regionata, in chiara, sì, chi billa da gai, due, e se no, per spago non fa casa, si bottes de brus. Sì. Finza per questo locale che non besemus, credo che abbia bisogno di Sazududou, in questa ida di Silanus, di Sazududou, che non può essere un po' come te l'hai detto ieri, poi questo che lo cancelliamo, questo è un arregno che è giusto di fare, come promotrice culturale in una ida, vinza su un contratto io do a persone scomentative, ma vinza storie, come si è pensionato, sicuro, può travagliare pochi Silanus tenza da sul ruolo che a Zico se l'ha già ritagliato, no? Che attento a buona sorte di tenere a Mariellu e a Francisco, che Questo è un record, nessuno ha mai detto due due poeti spari, ma generazione. stessa generazione a su livello top, Sì. più alto che best. Questa cosa non si può disperdere. E quindi questa iniziativa del suo comune tramite Paolo Pillon, Casolfizzo, De Paolo, eccetera, è una cosa troppo bella, che non può da barrare tancata, che non può da barrare solo un aumento del suo passato, ma che deve essere su comincio di un arreglio in un presente, come abbiamo ragionato Vintore, come abbiamo ragionato Vintegus, può fare il Desilanus un centro di promozione e finza di impulso, no? di spinta, un motore, poi in sul centro della Sardegna, in generale in Sardegna, questa cosa ben apposta Brusu. In evidenza. Preso in evidenza, che tenza Sì. un luogo in un beso poetas ischini, che sono sempre acculuzzidos come si toccada e che si chiede provare a cantare di volte a curziare, Infatti, sì. chi veste sul luogo Sì. giusto, chi veste ambiente giusto, Esatto. tutto questo si può fare a parlare me. Sì, si può fare che sì. E se l'anno sta questa situazione ideale, che come tenere altro schimbanno, che torna una rei a chimbanno, non che si dà iata, no? Sarrino del Torre de vedi, no? Chimbanno, caro Chimbanno dura con l'amministrazione. Io non mi l'ho ponato in questo momento, ma come... Che non ha, cioè, come bazzi il finza su un sindaco, abbiamo intervistato questo Manzano che ha fatto un arregno bellissimo. Deo, penso non montare fratile, uno è poeta e uno è sindaco pure. E dammi se l'ende nuda, su un sindaco questo Manzano ha fatto un arregno troppo bello. Sì, e poi sta appassionato come su babbo è frate e mamma, ma su babbo non si ne perdia una, Sì, sì, ma... E la sischi detti l'arnara da... È sicuro un dischi? Sì, un dischi in meta, catene di memoria pure, su cosa io se... Deo, non la tenzo questa dotte, commenta la tene disso. Che non l'ho praticata. Boh, adesso... Non l'ho praticata, questa dotte è scomenta donziata dotte, che era contifizzata. Intanto vi chiede a Zigu. Oh vabbè, io sono andata su babbo camionista, io sono andata in cambio con su babbo e su babbo mi tenia solo questa cosa quando io sono minore, insistere. Quindi io sono cresciuto di orta, candiato con su babbo e solo questo. Per forza si andava a ischi d'ottava, sa canti che non de gara. Quindi, Leonardo, dai picocchetti. tenete su un'occasione, tenete su un locale dedicato. Può diventare un motivo di fare progettazione di attività che si possono fare, come ti viene detto, finza sponzendo non sparisi, cioè organizzando a boioso che viene i suoi poeti innanzitutto. Sì, infatti sì. Può ragionare di questa cosa e deve fare diventare una cosa statica, una cosa dinamica. Infatti sì, è una cosa a mezzo. Sì, Grazie Chiara. Hazis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo d'orrao de Vonne, cantato da su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.